Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Continua la protesta degli agricoltori, oltre 200 trattori in presidio nella zona del Dittaino contro le politiche comunitarie, il fotovoltaico e la carne sintetica. Nessun patto tra Cuffaro e Lombardo, il leader della DC smentisce le indiscrezioni su un accordo segreto per spartirsi le poltrone della sanità. I 5 Stelle in corsa da soli per Bruxelles. Messina immagina la metropolitana del mare, un visionario sistema di mobilità costiero. Per realizzare il progetto si punta a fondi comunitari. Aspettando la festa di Sant'Agata, folla di turisti e visitatori in Piazza Duomo a Catania, tra bancarelle, candelore e concerti al municipio. Calcio, pari del Palermo contro il Catanzaro, conferma del 5° posto in classifica. Rosanero proiettati alla prossima partita di campionato. Buonasera, partiamo dalla protesta degli agricoltori. Oltre 200 trattori sono stati in presidio oggi nella Val Dittaino. I manifestanti puntano il dito contro il Bruxelles e le sue politiche comunitarie. Tonino De Mana. Che mi devono dire loro a me quando devo vendere il grano? Ma chi sono? Io ho 200 ettari di terreni e guadagno molto meno di un operaio. Manifestano a gran voce contro le politiche comunitarie che starebbero uccidendo l'agricoltura. Si allarga il fronte della protesta con presidi in tutta la Sicilia e blocchi stradali in tutta Italia, da Pescara ad Orte sulla 1 fino a Porto Marghera, fino a varcare anche i confini nazionali ed arrivare in Francia e Germania. La Sicilia alza la voce e proprio dal cuore dell'isola, esattamente nella Val Dittaino, si sono radunati oltre 200 trattori per celebrare anche il funerale dell'agricoltura. Leggiamo testualmente questo necrologio simbolico. Dopo lungo e penoso disinteresse della politica agricola è venuta a mancare l'agricoltura e siamo nella valle del Dittaino, dove è in corso la protesta di decine e decine di agricoltori siciliani che protestano contro le politiche agricole dell'Unione Europea. Simbolico anche questo trattore con la croce. Senza agricoltori non si mangia. State calpestando i nostri sacrifici, allevatori e agricoltori in croce. Avete rovinato il futuro dei nostri giovani. Slogan improvvisati e tutti contro un unico denominatore, ovvero le politiche comunitarie. E sono uno di quelli in croce perché non possiamo sostenere più le nostre aziende. E manca il foraggio per gli animali e non sappiamo dove comprarlo, perché ne mancano i soldi in primis. Noi quando dobbiamo smerciare la carne ce la pagano pochissimo, non ce la pagano nulla, la dobbiamo dare gratis. Variegati i motivi della protesta contro Bruxelles, dal costo delle materie prime al no alla carne sintetica, allo spettro della farina di grillo e ad un altro nemico, ovvero il fotovoltaico, con interessi che ruotano attorno a quest'asset. Fronte caldo anche a Castelvetrano. Si fa una politica per indurre gli agricoltori a lasciare la terra incolte, si fa una politica per indurre gli agricoltori al fotovoltaico, si fa una politica di non valorizzare i nostri prodotti e il nostro Made in Italy e ce ne accorgiamo con le politiche anche che fa l'Europa, che sono deleterie per il reparto degli agricoltori. Gli allevatori siciliani si dicono pronti a marciare su Roma per protestare sotto i palazzi di potere, mentre il ministro dell'agricoltura Lollobrigida in un lungo post su Facebook si è schierato dalla parte degli agricoltori senza se e senza ma. È di un morto e un ferito il bilancio dello scontro fra due moto avvenuto nella tarda mattinata sulla statale 124 a Palazzolo, nel Siracusano. A perdere la vita un 35enne di Solarino, Salvatore Emanuele. Secondo una prima ricostruzione la vittima stava svoltando a destra quando un'altra moto che procedeva nella stessa direzione lo avrebbe preso in pieno. Ferito anche il secondo centauro. Siamo alla politica, nessun accordo segreto fra Cuffaro e Lombardo. I due ex presidenti della regione si sono incontrati, ma Cuffaro smentisce accordi su sanità ed elezioni europee. Maglio Viola. Un patto segreto in vista delle nomine dei manager della sanità siciliana che dovranno arrivare questa settimana e per le candidature alle elezioni europee. Gli ex presidenti della regione, Raffaele Lombardo e Totò Cuffaro, si incontrano privatamente e subito le voci parlano di accordi segreti e quasi inconfessabili. Ad alimentarle la situazione politica dei due leader. Da una parte le tensioni in Casa Lega dopo l'accordo di collaborazione con MPA, tensioni sempre smentite ma delle quali si parla in continuazione. Dall'altro lato un Totò Cuffaro che paventa l'isolamento del
del suo partito dentro la coalizione, tanto da indurre il presidente Schifani a lanciare un monito agli alleati, facendosi garante dell'equilibrio proprio del centrodestra. Ma le voci sono destinate a restare tali. È Cuffaro a smentire subito tutto. Un incontro c'è stato, dice sì, ma si è parlato di politica e non di sanità o europee o di accordi. Di vero c'è, dice ancora Cuffaro, che gli ho portato il mio vino rosso intestato a Euno, il ribelle siciliano. E mentre le voci di accordi vengono smentite, a sinistra i 5 Stelle annunciano che di accordi invece non ne faranno con nessuno. Il Movimento 5 Stelle per le elezioni europee darà, come ha sempre fatto, spazio ai propri iscritti e a personalità importanti della società civile. Non ci sarà nessun accordo politico con nessuna forza politica. Per parte sua Forza Italia conferma la discesa in campo dei big regionali alle europee e fra questi l'assessore regionale alle attività produttive Edita Maio. A Messina c'è allo studio un sistema di mobilità che per molti è visionario, quello della metropolitana del mare. Francesco Triolo. Messina studia nuovi sistemi di mobilità e come non prendere in considerazione quella strada che c'è sotto gli occhi di tutti, il mare. Una ipotesi, quella della metropolitana del mare, che sembra visionaria ma che potrebbe diventare realtà. Intanto il progetto di fattibilità tecnico-economico c'è ed è stato presentato anche ai consiglieri comunali. A prevederlo il piano urbano della mobilità sostenibile, mezzi veloci con capienza media di 200 posti, 5 fermate per collegare la zona sud a Torrefaro, bypassando tutto il traffico gommato cittadino. Poter attraversare la città da Tremestieri a Torrefaro in tempi relativamente brevi e soprattutto poterlo utilizzare in alcune parti e componenti del territorio che poi sono quelle più funzionalmente rilevanti, mi riferisco al centro, mi riferisco al trasporto soprattutto per lavoro, per studio, secondo me può diventare una validissima alternativa all'attuale trasporto sia per questioni economiche ma soprattutto per questioni di tempo. Il numero delle stazioni peraltro aiuta a snellire il traffico attualmente su gomma e a non frammentare oltremodo il territorio costiero, perché ovviamente se noi dobbiamo raggiungere una località partendo da Torrefaro anziché da Tremestieri, è chiaro che se frammentiamo oltremodo questi percorsi, anziché starci 20 minuti, mezz'ora, ci stiamo un'ora e mezza, allora io preferirei prendere la macchina e non abbiamo risolto il problema. Nel progetto c'è anche la possibilità di collegamenti con la sponda Calabria, Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Bagnara, ma soprattutto un'integrazione con il progetto del ponte sullo Stretto. 18 milioni di euro necessari per i quali si attende un bando comunitario, mentre per la gestione annuale i costi preventivati sono di circa 1 milione di euro con ricavi di poco superiori. Momenti di paura nel quartiere Cibali a Catania, dove ieri pomeriggio una bombola di gas è scoppiata all'interno di un'abitazione, salvo per miracolo un 38enne e i suoi figli presenti al momento dell'esplosione nell'appartamento sito al piano terra di un palazzo di via Maltese. Erano da poco passate le 17 quando i militari che erano in zona hanno sentito un boato simile a quello di una forte esplosione. Sul posto hanno trovato detriti sparsi su tutta la strada, finestre divelte e un folto gruppo di persone in preda al panico. Lite in via Alaimo da Lentini a Palermo tra una donna e il suo compagno. Quest'ultimo, al culmine della discussione, ha staccato il tubo del forno ed ha aperto il gas ed è poi fuggito via. La donna si trovava in casa con i suoi 3 figli e, presa dal panico, ha chiamato i soccorsi. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Adesso andiamo a Siracusa, dove si parcheggia ovunque, i vigili urbani sono pochi, spesso denunciano i residenti, si voltano dall'altra parte. Francesco Aloi. Dalle secondarie alle principali, sulle strade di Siracusa regna l'anarchia. È quello che pensano in molti. Sosta selvaggia. E i vigili dove sono? Il messaggio che sta passando, che è quello che il poliziotto municipale di turno è menefreghista, in tanti casi non è così e laddove c'è distrazione dobbiamo essere più attenti. Strade larghe che diventano strette per le auto in doppia fila. Accade spesso in diverse zone della città.
Gli automobilisti che rispettano le regole chiedono più controlli, ma spesso i vigili passano senza fermarsi e multare. Molte volte non si fermano perché sono distratti. Questi ragazzi che sono distratti vanno fatti rinnamorare della propria professione. In difesa della municipale arriva la UIL. Mancano più di 150 vigili e l'età media è di 60 anni. Aggiunto a tutta una serie di ulteriori servizi che vanno in carico alla municipale, all'estensione del territorio di Siracusa, si capisce bene che se non si affronta in maniera organica e fattiva, cioè con numeri pesanti, questa situazione di organico, i servizi che riusciamo a dare alla città saranno sempre minori e sempre meno efficienti. Multe, multe, multe. Le invocano in molti. Un'arma per educare a rispettare le regole e, perché no, anche per fare cassa. Così come succede a Milano, così come succede a Praga, a Firenze, a Roma, anche noi adotteremo il sistema di blocco con ganasce. Una rissa scoppiata ieri sera per futili motivi tra una ventina di ragazze è stata assedata nei pressi del centro commerciale Poseidon a Carini, nel Palermitano. Allertati dai commercianti del centro, sono arrivati in massa gli agenti di polizia che hanno riportato la calma. È stato identificato uno degli aggressori e portato in commissariato. Catania si prepara alla festa di Sant'Agata, in centro una folla di turisti e cittadini per ammirare le candelore e visitare Palazzo degli Elefanti, aperto al pubblico. Emanuela Corsi. C'è attesa per questa festa di Sant'Agata? Sì, certo. Assolutamente sì, come ogni anno. Ogni anno è un'emozione di tutto, dalle candelore a tutto bello veramente. Fervono i preparativi per Sant'Agata. Nel cuore della città si respira aria di festa con una folla di cittadini e turisti che si riversano per le vie del centro. In Piazza Duomo in tanti ammirano le candelore, scattando foto e girando video con i propri cellulari. Anche in quest'ultima domenica, prima dei festeggiamenti agatini, Palazzo degli Elefanti è stato aperto al pubblico per poter essere visitato liberamente anche con la conduzione dell'Associazione Guide Turistiche di Catania. C'è molta curiosità, ma soprattutto c'è molto apprezzamento, perché tante volte siamo abituati a uno sguardo fugace di quello che abbiamo intorno, ma quando lo comprendiamo e lo capiamo, ovviamente prende un sapore diverso tutto ciò che riscopriamo. All'interno della corte in tanti ammirano le due carrozze del Senato che usciranno sabato 3 per l'offerta della cera. Nel salone del municipio invece i tradizionali matinee organizzati dal Comitato Agatino e dal Comune hanno richiamato anche oggi numerosi visitatori. Sul podio il maestro Fabio Raciti, direttore artistico e musicale dell'evento, che ha accompagnato l'orchestra da Camera Catanese, assieme alla partecipazione di alcuni allievi del Liceo Musicale Statale Turrisi Colonna di Catania. Un monumento verrà realizzato a Palermo per ricordare l'uccisione del povero Aaron, il cane dato alle fiamme nel capoluogo. L'iniziativa, dedicata ad Aaron e a tutti gli animali vittime di violenza, è dell'imprenditore Emilio Colaci. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Il Palermo resta al quinto posto dopo il pareggio di Catanzaro. I rosanero si proiettano adesso alla prossima partita di campionato che sarà venerdì contro il Bari sul mercato intrigo su verde dello Spezia. Marco Gullà. Il punto di Catanzaro non è da buttare, il Palermo ha fatto un passetto in avanti in classifica, un passetto che poteva però essere un grande passo se i rosanero avessero avuto più cattiveria, più concretezza sotto porta. Palermo quinto con 5 punti di ritardo verso le seconde che sono Cremonese e Venezia. La banda di Corini continua a restare a galla anche per sperare nella promozione diretta, ma deve trovare e mettere dentro il suo bagaglio la continuità. Diamo continuità a questo tipo di prestazioni, portiamo a casa questo punto che lascia sicuramente qualche rammarico perché potevamo vincerla e questo rammarico dobbiamo portarcelo nella settimana di lavoro e farlo vedere col Bari in casa dove affronteremo un'altra squadra di livello ma con tanta voglia di vincere visto che in casa abbiamo trovato continuità e vogliamo continuare a darla.
E adesso, ultimi giorni di mercato, sembrava fatta per l'arrivo di Verde dallo Spezia, ma l'attaccante, dopo la doppietta di ieri alla Pisa, è stato tolto dal mercato dal club spezzino. La volontà del calciatore però è quella di andare al Palermo, un braccio di ferro. Intanto Valente sta per lasciare il rosanero, andrà al Padova in Serie C. Ed è finito con un pareggio 2-2 lo scontro salvezza ieri sera tra Messina e la Turris. Sergio Colosi. La qualità del Messina firma un pareggio pesante a Torre del Greco e lancia segnali di continuità dopo i successi con Casertana e Taranto. Rosafio ed Emmausso realizzano i gol del 2-2 contro la Turris del neotecnico Menichini. Ad un primo tempo scialbo caratterizzato dal vantaggio dei campani all'8º, con Nocerino, autore anche del 3-3 dell'andata al Francoscoglio, segue una ripresa vivace soprattutto nella seconda parte. Il primo pareggio al minuto 29 di Rosafio, con un sinistro vincente dell'esterno destro, uomo svolta dal suo arrivo a Messina, con Nino Ragusa confinato in panchina. La squadra di Modica si difende bene, chiude ogni spazio e nelle ripartenze potrebbe far male se lì davanti prima Plesce e poi Luciani dessero segnali di concretezza. Nel finale accade di tutto, il clamoroso errore di Luciani che colpisce l'esterno del palo e il gol annullato a Dauria per fuorigioco sono il preludio ad altre novità. Al 47esimo sembra materializzarsi la beffa per i giallorossi. Un tentativo di Ialo origina un rimpallo con deviazioni decisive prima di Manetta e poi di Frisenna che spiazza Fumagalli. Il Messina non si arrende ed Emmausso, dopo tanto fumo, accende la luce con una girata vincente di destro che vale il 2-2 e scatena la reazione dei tifosi di casa. Un lancio di oggetti causa una sospensione di 5 minuti durante il recupero. Sul terreno di gioco arriva di tutto e viene colpito alla testa Jacopo Fumagalli. Mentre per la Turris si profila la squalifica del campo, i giallorossi lasciano il Liguori con nuove certezze, respingendo in classifica gli assalti delle inseguitrici. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.